Buonasera a tutti, questi TV, siamo in Piazza Nova, Piazza Sproni, sul numero attuale, e abbiamo in Veneto uno visticheso che manca da emetta e che intanto sicuramente conoscite, che insomma è stata una persona che ha saputo da Bitenete, che poi ha fatto un numero in Vinasapo, non solo come atleta, che è un atleta di prima categoria, poi come non ragioniamo schienisse pure di questa cosa, e sicuramente tanto sa che piacere dello tornare a vedere, insomma, da idere chi è il venetino che invistano a visitare. E tanto in realtà bustiamo Gardeo, che vistichesu, adesso è nato del mulino Putaiola, insomma, no, mulino Nicheli Spruile, più o meno in confine del Spruile. Che manca da quanti anni? Dal 64. Adesso è Santa Batero. In effetti io mi sono arruolato in Guardia di Finanza su Santa Batero e quindi sono andato a Roma a fare questo corso di allievo finanziere e ovviamente io sempre spiegare in conca prima di tutto di studiare e poi anche venire da anche atleta di sport, dato fino che in questo tempo non è scambiata tante possibilità. Per cui ho proprio la fortuna di poter creare un ambiente ideale a Guardia di Finanza e tramite delle selezioni sono riuscito a accedere al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, un ambiente meraviglioso dove ho trovato, dove soprattutto sono riuscito a realizzare i miei sogni, a poi studiare e quindi da quinta elementare sono riuscito finalmente. Quindi sei partito dai nocchi che sa quinta elementare e sono riuscito tramite diciamo anche l'aiuto delle persone che mi hanno messo in questa condizione ufficiali di poter conseguire la laurea in economia e commercio. Ho iniziato naturalmente in dichiarate come non si cosa volontà e determinazione che non si raggiungono risultati che chiedono a ta volontà, aspettando che questa scuola arrivano dai zucchini. Non arrivano. Non arrivano, gai. Quindi biccherete volontà, determinazione, impegno quotidiano e costante. Ho avuto le mie belle soddisfazioni anche nell'ambito dello sport, sono stato pure... Ecco, contano questa... Tu sei già un atleta che hanno partito dai visti? No, dai visti io come schio manco che significa di sport, atletica leggera. E grazie a questo ambiente sportivo della Guardia di Finanza sono riuscito a raggiungere un risultato estremamente importante. Primatista italiano della staffetta 4x1500 nel 1967, poi sono stato anche in quegli anni, sono arrivato terzo ai campionati italiani assoluti e qualche anno dopo ho partecipato ai campionati del mondo militare in Tunisia. Poi chiaramente questo ambiente in cui io mi sono trovato molto bene, come stavo dicendo prima, ho avuto la possibilità di poter continuare gli studi, quindi raggiungere la laurea. Finita l'attività della Guardia di Finanza, prima come atleta e quindi sono passato all'amministrazione, in un secondo momento mi sono dedicato all'insegnamento nelle scuole superiori. Dopo che ha finito Nicheli in finanza ti sei scongedato e ho iniziato l'attività di docente, di insegnante in una scuola pubblica paritaria. E ho svolto l'attività per tantissimi anni fino a qualche tempo fa, fino a 3-4 anni fa insomma. E quindi poi adesso faccio sostanzialmente il pensionato a tempo pieno e quindi mi dedico soprattutto alla lettura. Questo è stato il mio percorso in qualche maniera di vita che io naturalmente sto dicendo a voi insomma, che mi state vedendo in questo momento. Insomma, questa è stata la mia, diciamo. Ecco, come ti sei riscoperto atleta tu? Atleta, che in quale è stata l'occasione? Come è stata la mia idea? La mia idea è stata in questo sempre. Nei battaglioni allievi finanzieri vengono fatte delle selezioni e ovviamente i più capaci, i più bravi vengono selezionati per la settimana sportiva militare. Io naturalmente, avendo forse delle qualità naturali, la natura mi ha dotato, sono riuscito a ottenere dei risultati, tale che appunto mi hanno selezionato per
fare queste manifestazioni nazionali. È una cosa naturale, non c'è stata nessuna, diciamo, preparazione, no, assolutamente no. Io chiaramente sono stato dotato dalla natura, potrei dire. La natura mi ha dato Tu un fisico già predisposto, insomma, naturale, adatto a esatto, questo però, tipo di atletica, sport, ho insomma. fatto anche la maratona, quindi campionati sempre italiani, intorno mi sembra 1967-68, quegli anni lì, e insomma sono arrivato anche a una posizione notevole, diciamo 12esimo in tutta l'Italia, insomma, mi ricordo in quel tempo. Quindi abbiamo un grosso risultato che io faccio come, diciamo, ho fatto come disciplina, soprattutto gli 800 metri, e quindi poi ho fatto anche la maratona, insomma, sostanzialmente sono arrivato anche a fare la maratona. Io ho fatto 2 ore e 35 nella maratona. Parlo sempre, ricordo che è stato il giorno dell'alluvione di Firenze, perché me lo ricordo, questo è particolare, diciamo. Quindi questo è quanto, insomma, una brevissima, diciamo, riflessione di quello che è stato il mio percorso di vita. Una risorsa quindi questa tua che è stata possibile di sviluppare, di praticare a Easy in un ambiente che ti lo consentia, magari non ti lo travaglio, tagliati impedito. Ma probabilmente, vedi, sai qual è la questione? Che se io fossi stato, non avessi avuto questo talento naturale probabilmente, e in qualche modo fossi stato trasferito nei reparti, perché una volta conseguito, diciamo, che avevi le cosiddette fiamme, venivano sostanzialmente i giovani finanzieri venivano trasferiti nei reparti di frontiera. Quindi per me mi sarebbe stata preclusa la possibilità di poter studiare, che era il mio pallino. E quindi ho iniziato prima di tutto, diciamo, in un anno ho conseguito il diploma, diciamo, la licenza media, poi in 4 anni ho conseguito il diploma in ragioneria e poi ho detto ma quasi quasi provo a fare l'università. Mi sono trovato a fare 15 esami, ho detto ma insomma qui tutto sommato ne mancano 9. Certo, e quindi che la gabbo insomma. E finisco diciamo conseguo la laurea in economia. E naturalmente mi sono sempre ricordato della mia terra, della mia Sardegna. Io ho fatto la tesi sul fenomeno della industrializzazione in Sardegna con particolari implicazioni di geografia economica e sociale. Naturalmente, quindi questo periodo bitottana, industrializzazione, piano di rinascita, eccetera, piano eccetera. Di rinascita, eccetera. E poi famose, diciamo, cattedrali nel deserto che poi sono rimaste, eccetera. E quello ho avuto modo di documentarmi anche grazie a, diciamo, anche all'aiuto di un mio amico Salvatore Calzone, che mi ha aiutato anche fornendomi del materiale diciamo, a Cagliari, e che io naturalmente lo ringrazio. Siamo curiosi dell'area di questa tesi tua, che in questo periodo ha capito un libro di Giovanni Colombo, Il golpe di Ottana, che ha esaminato proprio una situazione in maniera, diciamo, sociologica, antropologica, insomma, ecco. Sì. No, ma capirà l'occasione, lo farò avere eventualmente. Non sa che metta piacere. Ecco, come tu sei grato a Bizzi, che ti impressione ti ha fatto questa ida? La mia impressione, la ringrazio di questa domanda, effettivamente io sono rimasto un po' stupito, tra l'altro mi piace camminare da solo, diciamo, nella memoria, dei ricordi, in quei paesi piccoli, diciamo, quartieri, e sul Gurutto, e cercare di respirare quell'area di un tempo che purtroppo io non ho trovato. Adesso poca gente, poi vedo gente un pochettino anche le difficoltà locali, ma soprattutto vedo diciamo che adesso fanno da padroni qui sostanzialmente i colombi, le torte, diciamo, le rondini. Una delle principali forme di vita che io ho visto è queste. È un vero peccato, perché io me lo ricordo un paese vitale, orgoglioso sempre, questo sicuramente lo è, però non vedo quel momento che vivevamo in quegli anni. Adesso tutto è cambiato, lo trovo un po' diverso, molto diverso. È vero questa cosa, però tocca a te adesso spischese il sabato, insomma, ecco, certo. Cioè sabbe scusta e tocca a chi viveva scusta Ida. Certo. Ida Rettano. Ho trovato veramente un cambiamento molto diverso, quelle case vuote, veramente. Io quando passavo lì diciamo, il preno. Ma poi mi ricordavo gli odori, su minestrone, del fumo
non so, del fumo del legno di olivo. Io passando, speravo di trovare ancora un po' di quello. Esalvò che da un barcone satire sul chinato, Toscana, a giro, la gente che stava lì seduta a Raionane, sei strata. Raccontandosi le storie di un tempo, che è stato veramente diciamo meraviglioso. Io lo ricordo sempre nel cuore, tant'è vero che ho centinaia di fotografie degli anziani che stanno lì seduti. Ovviamente era una cosa che a me mi manca, questo direi. Io sento veramente, io sto a Roma, ma il mio cuore è sempre qui a Bitti, effettivamente. Ecco, sul chinato tuo, tra Mulino, insomma, Piazza Guapa, Carravasolo. Esattamente. E mi ricordo quasi per filo e per segno le persone che ci abitavano, i rumori, diciamo la gente. Mi ricordo come simbolo religioso Sarucche che abita in cuore dove noi andavamo. In Mulino. Purtroppo l'ho vista che è un po' malconcio. È il tempo suo. Che andavamo lì a trozzare, si dice, andavamo dove c'erano gli orti di quelle. Effettivamente noi, quello era il nostro mondo, quello offriva, diciamo, in quel tempo il paese. Però eravamo tanto felici. E mi furozzavano stanno, è scorso puro, Questo sicuramente, però c'era un altro spirito. Io veramente, io che vivo a Roma, ogni tanto me lo sogno, questo, diciamo, nella memoria, questi ricordi del passato, insomma, una cosa che quando ho visto quelle case vuote, diroccate, abbandonate, quel senso proprio si sente nell'aria, quel malessere quasi. Effettivamente io mi stringe il cuore, devo essere onesto, forse non lo so, manca la vita, manca la gente, abbiamo bisogno di gente, che deve venire la gente, qui si manca di, magari le attività, diciamo, si fanno perché le seguo anche la sua televisione, si fanno in particolari occasioni, ma non sempre, cioè, questo deve essere una cosa continua, forse, non lo so, forse è un'utopia. Certo, è evidente, non lo potremmo negare che dal vita nostra sono in sofferenza ma meta forte, insomma. Questa situazione non è solo noi che la stiamo vivendo, la stiamo vivendo in tanto, insomma, ma viene da zone che hanno posto possibilità di sviluppo occupazionale e così via di noi, insomma. Io spero tanto che, siccome ho sentito parlare di un progetto di telecom, di Einstein Telescope, che si possa raggiungere questo obiettivo, che diano veramente mi sembra che a Lula diano questa possibilità, perché questo veramente muoverebbe l'economia sicuramente, darebbe delle notevoli possibilità anche ai locali, perché si parla di investimenti di miliardi, quindi non è una cosa quindi io me lo auguro e spero tanto. E sono passato anche andando a Samosata e ho visto le pale eoliche, sì, è vero, però ho visto anche un po' l'ambiente un po' deturpato, perché effettivamente le pale eoliche sì sono una risorsa, però quell'ambiente è ferito da questi mostri, così è una mia idea, magari sicuramente portano anche, diciamo, anche benessere, perché l'energia, non so adesso se qui ci siano delle agevolazioni, delle possibilità, una riduzione del costo dell'energia, però sì, da un punto di vista dell'immagine effettivamente vedi che il paesaggio lo cambiano, insomma. È un corpo estraneo, si vede che è un corpo estraneo. L'uomo l'ha sempre scambiato sul paesaggio, non è che dobbiamo essere... È troppo invasivo secondo me, perché non visto troppo in giro. Certo, è veramente un contrasto notevole vedere lì, non so, i fiori, le piante, le cose meravigliose con queste pale che girano in qualche maniera. Non è, sinceramente, dal punto di vista mio, dico, non è un bello spettacolo. Certo, ma infatti gli abbiamo il Garran e poi lo difende sul paesaggio, poi difendere il diritto di decidere noi su quale costa. C'è stato anche un intervento molto puntuale del dottor Bandino, Giuseppe Bandino, del giudice, insomma, per cercare di porre un argine, di porre una barricata, insomma, per cercare di far sì che non ci prendano, che non ci occupino il territorio questi qua. E io dico una cosa, però purtroppo quello che ho capito, quello che ho visto,
non ha sortito un grande effetto. Purtroppo le ho viste, ce ne sono pure parecchie. E siamo stati mobilitati in questo senso, insomma. Ecco. Sì, certo. Ascolta, il personaggio dei spicco che ti ammenta, del suo periodo che esibiste, insomma. Il personaggio di Spicco, io mi ricordo soprattutto da un punto di vista culturale Bacchisi Bannino, Bacchiredo Bannino. È già Bergalo, Bacchiredo, che è sempre in attività. Di cui io ho avuto una grande stima, persona di altissimo livello, una persona veramente meravigliosa, oltre che da un punto di vista culturale anche umano. Ho avuto modo di conoscerlo qualche volta, che è venuto a Ostia a fare delle conferenze, mi ricordo una volta su Grazia Deledda, persona competentissima, preparata, di cui una stima e un'ammirazione particolare. Poi c'è anche, leggo con piacere anche quello che scrive Natalino Piro, bravo giornalista, un documentatissimo su tutto, preparato, una persona capace di queste persone. Così, adesso in questo momento che lei mi pone la domanda, sinceramente... Io mi può riferire a questo periodo, che in questo periodo Battapite in una decisione importante che sono stata spiccata, per esempio su Vatuden che tirare rosa fresco, cioè il latte rosa fresco de sa creia Santuiogli, e che demolire la creia de su Miracolo e così via, insomma. Lei mi ha ricordato un'altra ferita che veramente è una cosa oscena. Io non so, in quel momento ci doveva essere una mobilitazione generale, uso un termine forte, con i fucili non doveva essere fatto quello scempio che hanno fatto, perché io me le ricordo quelle figure, tutta la chiesa istoriana. Ma com'è possibile? Su Miracolo, che l'hanno ridotto freddo, che non ha senso, ma è una chiesa, è un bunker, ma non è possibile. Avevamo una chiesa meravigliosa, hanno distrutto quelle immagini del passato, ma per quale motivo? È una cosa veramente aberrante. Io penso alla chiesa di Santuioli. Io sono andato in questi giorni che sono qui, sono stato diverse volte, proprio d'accoglimento. Io mi ricordo che era tutta istoriata, ho visto tutta quanta in bianco, anonima. Illattata a bianco, tipo capannone delle campagne. Roba industriale. Io penso che anche il fedele, di fronte a tanta freddezza, non riesce nemmeno a concentrarsi, nemmeno ad avere quel minimo di concentrazione, voglio dire, anche se vai in un posto sacro, anche quello aiuta secondo me, perché tocca le corde dell'anima, voglio dire, vedere quelle immagini, cioè ti arricchisci, invece lì no, è freddo, è un ambiente freddo. Che uno va lì e trova questa chiesa anonima, come tra tantissime altre. E per noi bitesi di quel tempo, quelle immagini ci ricordavano veramente la nostra storia, è una cosa veramente. Anche immaginiamo i nostri anziani, che hanno, io non so chi sia stato l'artista o gli artisti che hanno, diciamo, in qualche modo creato le opere all'interno, non ho idea. Ma sicuramente si rivolteranno nella tomba. Certo, in cui pure ho fatto una ricerca storica di Achere, poi scrivere chi è effettivamente i artisti che hanno disegnato, insomma. Ma certamente, questo sarebbe importante. Io mi sono posto anche la domanda l'altro giorno che sono entrato in, ma è possibile levare bianco oppure hanno grattato tutto? Ante, batta carchi cappella che è stata recuperata, insomma, l'ultima non vabbè su canta su coro in cui è. Recuperabile, irrecuperabile. Sì, lo so, è una cosa meta costosa. Perché quantomeno, diciamo, di modo che chi arriva da fuori, della nostra età, che va lì a rivedere, dice, me le ricordo quelle cose, cioè di crearsi entrare un'altra volta in simbiosi con quelle bellezze. Una cosa... Poi non è stato possibile recuperare io insomma vi pintrato che hanno in travaglianne e appiamente che la parte centrale è tipichettata, quindi in quella lo raffresco che viene in cui non bisogna più di sicuro che l'hanno picchettata, e una parte comunque è recuperabile. Io penso che vanno a tornare a tentare, insomma, di recuperare. No, voglio dire, sia l'autorità politica che religiosa dovrebbero recuperare questi valori, no? Anche perché potrebbero essere centri di attrazioni turistiche, no? Una chiesa, e poi naturalmente da ricostruire la storia, che l'ha fatta, dargli valore anche a queste cose, di modo che indirizzarlo, farla passare tramite canali, diciamo, turistici, perché se ci sono delle chiese che hanno un certo valore
artistico, sicuramente la gente passa per vedere, perché adesso la gente è assettata, lo vediamo i motociclisti, da qualche giorno ho visto che passano tantissimi diciamo motociclisti e quindi anche da fuori, perché probabilmente fa parte di un giro, perché la nostra attrazione è vero, sono enorme, c'è il museo eccetera eccetera, però se ci fosse anche questo, e io dico pure una cosa, valorizzato un pochettino più il romanzesco, perché quando è passato il Giro d'Italia, mi ricordo, se ne è parlato poco, però quello devono dire che qui abbiamo un sito archeologico, perché quella è una cassa di risonanza internazionale. Una volta che se ne parla, accidenti, ma quello è un sito di questo valore, andiamo a vederlo, è fondamentale. A Reione tocca di puntare, bisogna spuntare, batto una cooperativa che vi lavora a metà bene, si ha che intanto fino a eventi, può attirare gente e così via. Certo. Ecco, una domanda invece ti queria porre, Sanno Sata, e Sanno Sata, tu hai visto questa mutazione che ha subito Saida o ti dà l'impressione di essere una continuità? Guarda, io posso dire questo, lì ho sentito veramente la fede, devo narrare una cosa, sentivi la religiosità che si toccava con mano, la fede, cioè la sente, la disponibilità, ma anche negli sguardi, ma il clima è proprio, oltre che di festa, eccetera, ma è anche proprio di calore umano, non ti senti un estraneo, ti senti veramente un essere umano. Cioè, un po' che è diventato un filo conduttore storico, hanno stata che ne mutare meta rispetto a prima, insomma. No, io sono stato da ragazzino, guarda, quindi lo ricordo vagamente quello che era un tempo, un messia, questo me lo ricordo, però lì quando la modernità lì ancora non è arrivata. Ecco, cioè, scusa che ti chiedi un po'. No, lì la modernità, lì veramente si sente la tradizione, si sente, diciamo, non dico la religione, si intende proprio. Io ho questa sensazione che stare lì, quando stai lì, semplicemente è un momento in cui l'anima veramente si riposa, si ringrandisce, viene appagata, entra in cui e serena. Entra la gioia dentro di te, l'allegria, ti senti disponibile verso tutti, verso gli altri, questa è una grazia, forse Sagra de Sanno Sata, l'area dell'Annunziata, fa questo effetto, è un'area purificatrice, anche se arrivi che c'hai tanti pensieri strani, anche lì ti vai veramente, è il riposo dell'anima, vai tranquillo, non sei agitato, sicuramente no. In cui pure comunque batapite una mutazione, cioè prima questa è in condivisione che non ha teraida, chi lo è. Oggi è salballo, prima pure sono lodeino, oggi purtroppo lodeino che ballano ben a pacco. Ho visto con piacere. Quindi qualche cosa l'abbiamo sbagliata in quel pure. Ma io penso che dovrebbe essere per tutta la collettività, diciamo, del paese vicini, intorno. Cioè non ci deve essere una esclusività, non dobbiamo avere l'esclusività, deve essere aperta per tutti, in modo che le persone una volta che vengono, perché lì si respira un'aria particolare. Guardate che io da questo mezzo di informazione lanciato venite a Sanno Sata, che io dopo tanti anni stavamo parlando sempre di andare con un gruppo di amici, con il dottor Giuseppe Bandino, giudice a Roma, e con Giuseppe De Iua, diciamo, di Pinedo, e venivamo sempre e poi veniva rinviata per un proprio periodo. Però effettivamente sono venuto quest'anno e mi sono reso conto che ho perso una cosa importante, fondamentale, insomma, in questo tempo di caos, andare lì a Sanno Sata, io penso che uno si rinfranca non solo il fisico, ma anche lo spirito. Speriamo da che costruite di auguri un po' tutti, poi di buon augurio un po' tutto canto, ma io vedevo poter restaurare chi forse il mezzo a piccare un ramedio di olia pure verso l'Ode e cercare se è possibile di tornare a dare a questa inclusività che ha un tempo, insomma. Ma io penso che questo, oltre che le autorità politiche locali, dovrebbero intervenire anche le autorità religiose per cercare di creare questo ponte, ormai come si parla tranquillamente, di modo che si aiuti un pochettino tutti. Adesso siamo sottobrati da questo mondo, veramente.
Certo. Io dico una cosa, è possibile mai, no? Che tu essere decussata, no. Noi avevamo sempre l'idea dei soldini che erano una specie di sottoprodotto del genere umano. Diceva che soldini, i sinscolesi erano solvazzicati, lo chiamavamo, mano ergani. Noi avevamo come vitesse, devo fare una riflessione, perché noi avevamo sempre una spocchia di guardare, cadono sul montagnino, di guardare tutto dall'alto in basso. Però non è così, i tempi sono cambiati, sono mutati, siamo cambiati tutti. Sì, che poi potranno pompiare lo satiro a noi dai arti in basso. Cerchiamo di andare avanti in questo momento poi particolare del nostro tempo, che tra l'altro è difficile veramente, si vive solo e ci si nutre così, quasi esclusivamente di ansie, ahimè. Cerchiamo di abbassare i toni. Bene. Ti ringrazio di questa raionata, sicuramente intanto lo sono già a Baitan come in diretta e intanto l'hanno a Baitare che resta registrata e poi è colata pure in YouTube questa registrazione e quindi resta in archivio. Io ti ringrazio dell'opportunità e della possibilità che mi hai dato di esprimere il mio pensiero per quanto riguarda il mio paese nativo, quello che mi ha dato il Natale, quindi grazie. Ecco, buon saluto io, buon saluto a Tabustiano Gardeo, che su quale abbiamo raionato, a men sorvidere a tutto, Bizzi TV. Adios.